mettere le risorse, e la mia risposta è stata: non può essere dei soliti noti. Allora non dobbiamo avere paura di essere giudicati populisti, perché è giusto. Io sono profondamente convinta che bisogna affrontare seriamente i costi della politica, che bisogna togliere gli sprechi che ci sono, che bisogna vedere l'evasione, che bisogna pensare all'equità fiscale. Cioè è così che si trovano le risorse, non c'è un altro modo, se no le vengono a prendere ancora da noi che siamo tanti. Allora dobbiamo pretendere che ci sia una politica che affronti veramente gli sprechi e i privilegi che ci sono troppi, non se ne può più. Anche la persona più docile di questo mondo è incazzata quando vede non solo Reporter, ma vede quello che succede in questo paese, e non dobbiamo avere paura di essere accusato di populismo, è la verità. E fa bene la CGIL a pretendere una bella patrimoniale per i ricchi, fa bene la CGIL a dire che bisogna diminuire le tasse e far pagare di più a chi ha di più e pagare di meno a chi ha di meno, e dobbiamo insistere su questo, è la redistribuzione dei redditi. Allora, se è così, noi abbiamo bisogno anche di un'Europa sociale, perché se c'è solo un'Europa finanziaria non andiamo da nessuna parte. Ma per fare questo, non so se lo diceva Barbiero, Barbiero, noi abbiamo bisogno di costruire anche un sindacato forte in Europa. Guardate, l'Italia è l'unico paese che ha un sindacato dei pensionati, nel resto d'Europa non c'è, perché non ci considerano produttivi e quindi non degni di essere ascoltati. Allora, questo SPI, con i suoi 3 milioni di iscritti, che insieme a FNP e UIL fa quasi 6 milioni, stiamo tutti e tre facendo una grande battaglia in Europa, perché vogliamo che il sindacato o l'associazione, chiamiamolo come vogliono, noi dobbiamo fare una grande lobby, ho chiamato così, vero Rita, più volte, degli anziani, dei pensionati e delle pensionate in Europa, perché noi abbiamo bisogno di stare insieme per difenderci anche in Europa, e vogliamo e pretendiamo una politica sociale per far sì che vi sia un'Europa sociale, perché altrimenti che pensi al welfare non per tagliarcelo come sta avvenendo in questi giorni nei paesi dell'Europa del Nord, che sembravano fino a ieri che stavano benissimo e che invece anche loro hanno deciso di tagliare lì. Allora dobbiamo metterci insieme con il sindacato europeo, perché abbiamo bisogno anche lì di difenderci, e questo sarà un grande tema anche del congresso. Allora io penso che dobbiamo, la finisco su questo, che noi abbiamo bisogno di rafforzare la CGIL, di rafforzare il ruolo del sindacato, abbiamo bisogno di far sì che lo SPI sia sempre di più un grande sindacato confederale e generale come lo siamo. Lo sapete come dà fastidio il fatto che siamo tanti? A me ogni tanto, poi lo leggete sui giornali, la CGIL più della metà sono pensionati, allora a noi non ci fa mica schifo, per niente, Se pensano che quando si esce dal lavoro o che dopo gli 80 anni o si crepa o non si fa militanza, ci proibiscono di fare militanza, hanno sbagliato. Intanto non abbiamo nessunissima intenzione di morire, perché la vita si allunga. Secondo, siamo vivi e vegeti, vogliamo fare politica come l'abbiamo fatto nella seconda metà del Novecento noi, con le conquiste che abbiamo portato a casa. E i giovani devono imparare a rispettarci, perché anche adesso mi sfogo. Anche questa roba che noi dobbiamo sempre essere lì a dire facciamo del male ai giovani. I giovani sapete come vanno aiutati? Vanno aiutati continuando a fare delle battaglie per loro e rivendicando lavoro, ma dicendo anche ai giovani di lottare come abbiamo lottato noi, di occuparsi del sindacato, di occuparsi di politica, di fare le battaglie, di non allontanarsi dalla politica. Abbiamo bisogno, ma io quando avevo 18-20 anni era
stare in fabbrica? Ci facevano un mazzo così i padroni, o no? Abbiamo fatto delle battaglie terribili, le donne negli anni 70 non ci hanno regalato niente. Allora, noi vogliamo stare con i giovani, vogliamo aiutare i giovani perché sono i nostri figli e i nostri nipoti, ma loro devono anche farci aiutare e ascoltarci, perché noi non siamo la voce nel deserto, noi abbiamo l'esperienza, la saggezza, abbiamo fatto grande questo paese, non dobbiamo avere vergogna a dirlo, noi non possiamo accettare di essere considerati, come qualcuno ha detto, quelli che hanno rovinato questo paese. Gli anziani l'hanno conquistato, l'hanno reso forte questo paese, sono altri casomai che l'hanno distrutto, non sicuramente noi. Allora, per fare questo noi abbiamo bisogno di rafforzare sempre di più la CGIL e il sindacato, e non dovete avere vergogna di dire che siete del sindacato dei pensionati. Ha ragione Barbiero, noi dobbiamo avere un grande orgoglio di essere dello SPI e di essere della CGIL. E guardate, chiudo davvero, che stiamo attraversando una fase nella quale c'è un attacco alla CGIL, al sindacato e a noi come SPI pesante, perché noi siamo quelli che l'hanno fatta la CGIL, hanno più cura di noi che dei giovani, perché noi siamo delle vecchie volpi, insomma, abbiamo, l'altro giorno, lo dicevo a Rita prima, l'altro giorno un giornalista su Facebook ha scritto: quando accendo la televisione e vedo il volto pacioso, bello, molto, molto tranquillo dalla Cantone, sono molto felice perché so che dietro quel viso c'è uno squalo famelico addirittura, cioè molto cattiva, e quindi sono contento. Non so cosa volesse dire, ma lui ha capito, perché è vero che noi siamo molto disponibili e molto tranquilli, ma quando ci incazziamo, che alla nostra età sappiamo tirare fuori le unghie, perché noi la CGIL, il nostro orgoglio lo difendiamo, ma guai a noi se non fossimo così, e dobbiamo averlo questo orgoglio. Noi faremo, vi stavo dicendo che in questa fase c'è un attacco pesante al sindacato, che viene da più parti. Non vedono l'ora di regolare i conti con il sindacato, con la CGIL, con noi. E se le difese immunitarie cadono anche da sinistra, sono cazzi nostri, chiaro? Allora, ma anche loro. Allora, per questa ragione noi dobbiamo utilizzare il congresso per spiegare chi siamo, che cos'è la CGIL, che cos'è la confederalità, che cos'è lo SPI, due parole bellissime che sono a capo di dei documenti. Quello della CGIL, il lavoro decide il futuro, bellissimo, ma quello dello SPI, che è un messaggio che non sembra neanche un messaggio sindacale. Me lo sono sognato una volta di notte e mi è piaciuto tantissimo. La forza del nostro viaggio. Andate a leggervi, lo diceva una compagna che è intervenuto, gli interventi di Nelson Mandela, che sono insieme all'Espresso e a Repubblica in questi giorni, costano 2,90 €, possiamo comperarlo. Andate a leggere non solo le poesie, ma quello che lui scrive, perché è la forza del suo viaggio che ha portato la libertà del suo popolo. E allora, io non l'ho copiato da lui, non era ancora morto, non avevo ancora letto i suoi scritti, però per me la forza del nostro viaggio è una cosa importante, la forza del nostro viaggio da dove abbiamo cominciato, quando abbiamo cominciato a lavorare 14-15 anni. E abbiamo lottato tanto e il nostro viaggio non è finito e non vogliamo neppure finirlo tanto in fretta, e siccome vogliamo continuare questo straordinario viaggio che ci ha sempre visto impegnati in famiglia, nell'insegnamento, nella sanità, nelle fabbriche, in tutti i luoghi di lavoro, quando eravamo più piccoli, noi questo viaggio lo vogliamo continuare. Per chi?
per la CGIL, per aiutare gli adulti, ma soprattutto per aiutare i tanti ragazzi e ragazze che sono i nostri figli, che si fidano ancora di noi e noi li dobbiamo aiutare.